Il mio bisnonno faceva questo mestiere qua, pur facendo ferrobattuto, il mio nonno ha fatto lo stesso mestiere, mio padre idem come sopra. Io adesso sono qua, mio figlio che faceva il ricercatore qui a Padova in biotecnologie mediche, 10 anni fa ha scelto di tornare alla base e adesso continuerà il mio lavoro. Luciano, 70 anni, di Fonzaso nel Bellunese, una dinastia di fabbri artigiani tramandata di padre in figlio. È una storia di mestiere e professionalità tra le 342 che ieri sono state premiate a Padova con l'attestato della Regione Veneto di maestro artigiano, una figura riconosciuta da una legge regionale del 2018. Artigianato e creazione, la materia che prende forma attraverso la competenza e le mani abili dei professionisti. Nel Veneto gli esempi sono molti e anche se in questo momento rispetto agli anni passati l'artigianato soffre perché ci sono sempre meno artigiani rispetto a qualche anno fa, la nostra regione rimane una terra votata a questo settore. Io ho la fortuna comunque di essere artigiano e avere la famiglia che sono tutti artigiani e provengo da 3 generazioni di artigiani, quindi io il lavoro ce l'ho nel sangue, il lavoro nella pasticceria ce l'ho proprio dentro. Io dico sempre che sono nato nell'impastatrice. Credo che sia importante portare avanti il lavoro così particolare come il nostro. Sono un forgiatore, un fabbro d'arte, l'ho imparato nelle botteghe e quindi questo è proprio quello che serve a noi, cioè poter riconoscere il nostro lavoro in maniera ufficiale. E credo che i giovani ce ne siano che vogliono imparare. Non è sicuramente semplice perché purtroppo i costi per formare un giovane vanno sempre a carico di un'azienda. Un patrimonio da salvaguardare dalla carenza di manodopera. Ai giovani è rivolto l'appello dell'assessore regionale Marcato, che ha consegnato i riconoscimenti. Per favorire il ricambio generazionale e la trasmissione delle competenze, la regione ha pubblicato nel 2022 un bando da 1,5 milioni a fondo perduto per finanziare i tirocini presso le botteghe Scuola dei Maestri Artigiani. Io ho fortemente voluto le reti innovative regionali proprio per dare la possibilità alle piccolissime imprese di fare massa critica per poter investire in maniera importante in innovazione con il contributo delle nostre università.